Oh Giova, ma te la ricordi la storia di quello là, come si chiama? Johnny Malaffare? Sì, me la ricordo. Gliela raccontiamo a loro? Vai, vai, raccontaglielo tu. Senti. Scende dalle scale, Johnny Malaffare. Si è inventato un nome cattivone, niente male. Piero nel quartiere dentro i baghi, citofona il suo fra, a.k.a. Mr. Sonny Machiavelli. Bella lì, bella bro. Yo, partono i saluti, 5 pugno scoccolite, son già lì da 3 minuti. Lui studia, ma non lo dà a vedere. Mescola 2 lingue, non intende, fuck you carabiniere. Poche seghe, perché fa sul serio. Ha la busta in tasca, è sempre carico il suo dito medio. Invece Sonny dalla sua, al catenone al collo, apposta per chiudere la bici quando sosta. Un giorno vince un'asta, un microfono su eBay. Scatta la proposta dei pezzi su MySpace. E richieste d'amicizia, neanche sanno come. Dopo un mese non più view di Pietro Tarricone. Li conosci, i due MC Machiavelli e Malaffare sono il peggio wannabe. Se ci pensi, dalle tue parti puoi scamarli. Ce n'è due così, li conosci, i due MC Machiavelli e Malaffare sono il peggio wannabe. Se ci pensi, dalle tue parti puoi sgamarli. Ce n'è due così. Oh, Sonny, zio, toccala. Oh bella, lancia il beat, Sonny. Questo è un invito a tutti i finti Cagati in mano e dacci uno schiaffo. 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 E poi lo sparo. Questa è la loro hit, tra le collabo, neanche un amico a fargli il feat. Poi il CD, 3 pezzi troppo marci, ma sono così marci che nessuno c'ha il coraggio di pomparli. E intanto Sonny ha la tipa che lo frena, già si sa, per la fica pende al chiodo la catena. Malaffare ormai lo smena, per fare un po' di scena va in giro a dire che se lo becca poi lo mena. Nel quartiere si sente già una star. Sul serio? Sì, certo, per gli amici al bar a cui dice con molta nonchalance che lui è il primo a far uscire i pezzi solo su telefonino. E se vi chiedete Sonny che fine abbia fatto, credete abbia mollato? Non ha mollato affatto. Ha fatto con se stesso un patto di farlo per se stesso e non per un contratto. Quindi chiedili. Li conosci, i due MC Machiavelli e Malaffare sono il peggio wannabe. Se ci pensi, dalle tue parti puoi scamarli. Ce n'è due così, li conosci, i due MC Machiavelli e Malaffare sono il peggio wannabe. Se ci pensi, dalle tue parti puoi sgamarli. Ce n'è due così. Mentre Johnny Malaffare, Sonny lascia stare. Si chiude in stanza e mette su carta le sue pare. Mentre Johnny Malaffare, Sonny ci sa fare. Nel giro di 2 mesi riesce già a farsi ascoltare. Mentre Johnny Malaffare, Sonny a registrare. Non ha tempo da buttare, fissa date per suonare. E mentre Johnny Malaffare, Johnny lascia stare. Decidi tu da che parte stare. Yeah, yeah.